Allora, eccoci rientrati in studio per parlare di questa autonomia, questa maggiore autonomia che alcune regioni italiane stanno chiedendo al governo. Ermanno, si susseguono incontri, se ne parla molto, si fa molto spesso a Roma. Allora, l'importante è la volontà che è stata espressa dalla popolazione veneta, ma il problema è che è una nazione, la nostra, che dice ma non fa, ma è una vecchia tradizione, no? Noi crediamo ai miracoli, facciamo i santi, promuoviamo le santità, poi in realtà dobbiamo aspettare sempre il miracolo perché succeda qualcosa, mai che ci sia uno che cammina normalmente per terra, coi piedi per terra, e dice domani mattina ho il potere di farlo e lo faccio. Ecco, con questo interrogativo aprirei la discussione su questa attività e anzi lascerei la parola a Cacciavillani, che lui è il promotore di questo referendum, che ha scosso un po' e ha dato consapevolezza al Veneto di quello che è la volontà dei cittadini. Ecco, io dovrei riandare un po' alla discussione che ho tenuto in prima persona avanti alla Corte Costituzionale. L'amico Morosini era presente e mi può essere testimonio. Ora, io parlavo, e questo è un appunto che va fatto ai nostri governanti regionali, parlavo dell'articolo 2 dello Statuto della Regione Veneto, approvato dal Parlamento nazionale nel 71, quindi non una leggina fatta in casa a uso e consumo proprio, che recita: la Repubblica riconosce il diritto del popolo veneto all'autogoverno secondo le sue tradizioni culturali e storiche. È l'unica, a parte le 5 a statuto speciale, ma è l'unica delle 15 a statuto cosiddetto normale, è l'unica che riconosce una identità del popolo regionale, l'unica. Per la Sardegna c'è un accenno alla possibilità del popolo sardo, ma per godere i benefici delle trasmissioni radio, eccetera. Quindi diciamo che il popolo sardo, il termine popolo sardo viene usato per dire gli abitanti della Sardegna. Cosa del tutto diversa dall'articolo 2, che riconosce il diritto all'autogoverno del popolo veneto. Quindi diciamo, io mi sono battuto davanti alla Corte Costituzionale e Morosini lo sa, dicevo: signori, guardate, delle quinte alla Corte Costituzionale, in quell'aula tutta dorata, tutta piena, dico: guardate che è una fola, una falsità dire che il Veneto è una regione a statuto ordinario. No, è una regione a statuto, non dico speciale, ma specialino, nel senso che ha un riconoscimento a livello costituzionale di una identità propria, diversa da tutte le altre 14 dei statuti ordinari. E qua c'è stato una consigliere, non per niente consigliere della Corte Costituzionale, che vuol dire vabbè, che ha battuto un pugno sul tavolo e dice: qua in quest'aula si può parlare solo di popolo italiano. A questo punto mi sono fermato e dico: beh, sa, signor Presidente, io mi rendo conto, sono davanti alla Corte Costituzionale in difesa della regione, questa toga me l'ha affidata la Regione Veneto perché la difende davanti a voi. Mi rendo conto che voi avete il potere di cancellare una legge se vi ritirate in Camera di Consiglio e annullate l'articolo 2 a fe mia, te ricordi, dico: io smetto la toga e me ne torno a casa perché non ho nulla da dire rispetto a quello che mi ero preparato a dire davanti a voi. Un lungo silenzio. Il Presidente dice: beh, avvocato, continui la sua esposizione. E alla fine, lo raccontavo l'amico Mano prima, alla fine ha fatto tutto il discorso dei commi e via, e dico: beh, signore, dico,
Abbiate pazienza, io sono qua a difendere la Regione Veneto davanti alla Corte Costituzionale e lasciatemi concludere con un proverbio che voi sapete, la saggezza del popolo veneto è condensata nei suoi proverbi. Ecco, la bocca la si lega solo ai sacchi. Quindi lasciateci dire quello che pensiamo. Dico, devo tradurre alla Corte. Il Presidente no, dice l'avvocato, la Corte ha capito perfettamente. Per cui quando ho riferito al mio cliente Zaia, dice guarda che abbiamo vinto non per i commi, perché i commi se ne fregano proprio, ma per il proverbio. Perché, ma scusa, sa, c'è un detto di un nostro collega del 1700 abituale contraddittore di un altro famoso collega, Carlo Gordoni, che ha lasciato dei proverbi, devo pubblicarli perché sono veramente straordinari, e dice tutti li avremo a nostra dose di mona, l'importante è che non serve la massa, quindi tenerla un po' sotto pasto. Quindi a un certo punto volete lasciarmi parlare, poi se ritenete che sia mona, è un termine veneto intraducibile, preciso e molto comprensivo, la parte per il tutto. Lasciateli dire, poi deciderete quanto mona sono. Purtroppo dopo 2 anni siamo ancora al punto di partenza e abbiamo dimostrato di esserlo molto. Questa chance che ci ha lasciato la Corte Costituzionale si è poi concretata giusto in un atto da parte dei cittadini veneti, no? Con una maggioranza incredibile sotto un certo punto di vista. Esatto, ma sembra addirittura che è una maggioranza che è stata quasi bulgara. Sì, è stata fermata all'ultimo momento, perché nei mezzi di comunicazione è venuto fuori allora il Veneto ha stravinto e questo ha demotivato molte altre persone che volevano andare a votare, ma dice abbiamo già vinto, è inutile che prenda la macchina, vada fino là, eccetera. Per cui probabilmente l'esito di questo referendum veneto sarebbe stato completamente diverso. Che ne dice Avvocato Morosini? Questo è un fatto vero e io posso anche ricordare, anzi ricordo benissimo perché il referendum, se mi consente, è partito grazie a iniziativa di Indipendenza Veneta allora. Perché? Perché noi promuovemmo il referendum per l'indipendenza, no? Un quesito molto, molto pesante, molto forte, vuoi che il Veneto diventi... Spieghi ai telespettatori tra autonomia e indipendenza qual è la differenza del peso. Guardi, nel sentire popolano e popolare credo che non ci sia molta differenza, perché la parola che lega i due termini è quella che diceva l'avvocato Cacciavillani, l'autogoverno, che in fondo autogoverno può significare autonomia, che in sé vuol dire autonomia. Cosa vuol dire? Mi arrangio da solo, faccio da solo, mi gestisco da solo. Quindi a mio parere, ed è una tesi sempre più diffusa, anche se dal punto di vista strettamente giuridico si potrebbe disquisire, la percezione dei nostri concittadini è che tra le due cose non ci sia molta differenza, e l'unione di questo pensiero può trovare la sua spiegazione nel concetto di autogoverno che è nella legge, nell'articolo 2 dello Statuto. Quindi noi promuovemmo, era nella ragione sociale Indipendenza Veneta, un referendum per l'indipendenza. Quello sull'autonomia non era, diciamo che è una notizia storica, non era nel programma né della Giunta, né di Zaia, né del centrodestra, di nessuno. Quando si trovarono in regione questa proposta di legge pesantissima, che sembrava potesse essere insabbiata, in realtà si trovarono anche un'iniziativa che noi assumemmo molto forte sul territorio, molto importante, di raccolta firme, e in 3 volte abbiamo portato 100.000 firme in regione. Poi solo in Regione Veneto. Poi avevo predisposto un ordine del giorno che abbiamo dato ai consigli comunali perché discutessero a sostegno di quel progetto di legge. In fondo l'articolo 21 della Costituzione riconosce la libertà di manifestare il pensiero. Era un referendum consultivo, perché non votare con un quesito che era
analogo e contrario a quello che hanno votato i nostri progenitori nel 1866. Vuoi che il popolo delle Venezie entri a far parte del Regno Sabaudo il 22 ottobre 1866, vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana nel 2017. È un quesito uguale e contrario, la storia non può essere a senso unico, quindi anche molto, tra virgolette, democratico, se volete. Questa cosa cominciò a prendere piede, votarono quasi 200 consigli comunali a favore della votazione, della discussione e votazione della legge. 5 consigli su 7 provinciali, 2 erano in commissariamento, e praticamente una massa, no, che spingeva la regione. E Zaia si è trovato a dover gestire la questione. Oggi sembra l'autore, no? Gli riconosciamo poi l'impegno a portare avanti, ma l'iniziativa nacque così. Quando la legge arrivò in discussione, settembre 2013, in Consiglio regionale, nacque un problema, perché dissero: non possiamo fermarla con questa spinta popolare, ma è anche pericoloso, perché i costituzionalisti interpellati all'epoca, mi ricordo tutti, dissero: guardate che ai sensi del 126 della Costituzione si potrebbe anche attivare un'iniziativa di scioglimento del Consiglio regionale, e quindi tutti i consiglieri erano preoccupati. Poi sta cosa rimase latente e in Consiglio, è un fatto riconosciuto dall'onorevole Dario Bon, al quale va dato atto, a settembre 2013 si sospese la discussione della legge. Lui chiese ad Alfano, ma c'è un video, ho fatto un convegno 3-4 settimane fa a Belluno e ha proprio riconosciuto sto fatto storico, chiese ad Alfano: cosa facciamo? Guarda che qui la pressione è molto forte, c'è un sostegno popolare notevole. Alfano gli disse: prendi tempo, e dopo 3 settimane arrivò la proposta di legge 392, la nostra era la 342, la 392, per un referendum sull'autonomia con i 5 quesiti. Poi la storia la conosciamo. Il Consiglio quindi portò avanti le 2 iniziative parallelamente e il 12 giugno 2014 votò entrambe le leggi. Ad agosto 2014 il governo Renzi impugnò la legge avanti alla consulta, e all'aprile 2015 Cacciavillani e l'avvocato Bertolissi per la Regione Veneto, io feci un intervento per il mio movimento che aveva promosso tutto, si discusse avanti alla consulta e quell'udienza è veramente storica, e fa bene l'avvocato Cacciavillani a ricordarla, io ero al suo fianco, ed è incredibile perché, per esempio, io avevo in Corte Costituzionale, se è il massimo livello, avevo preparato un discorsetto. Poi lessi sta cosa qua che mi sono portato appresso dell'Avvocatura dello Stato, che ci creò imbarazzo tutti, e Cacciavillani lo ricorda, dove l'Avvocato dello Stato, quello che negava l'esistenza del popolo veneto, che ha detto non esiste, esiste solo un popolo italiano, scrisse che praticamente fintanto che il movimento separatista rimane corrente di pensiero è libertà di opinione. Quando è, attenzione professor Case, chiamata alle urne, è pericoloso per l'ordinamento. Lei capisce l'assonanza, chiamata alle urne, quasi fosse chiamata alle armi. Era come una forma di imbarazzo e al tempo stesso, se mi consente, di minaccia, a dire: la manifestazione del pensiero in Italia è scritta a caratteri cubitali nell'articolo 21, però se ci va bene. Vuol dire che la gente è inaffidabile. Allora io concludendo quindi direi stiamo dicendo che le persone sono inaffidabili, deve esserci uno sopra che capisce tutto, abbiamo visto. Allora, concludendo, quel referendum nacque in questo modo, fu salvato un solo quesito dalla consulta dei 5 promossi, e la consulta, innovando la sua precedente giurisprudenza del 92 e del 2000, giurisprudenza nella quale aveva detto non si può votare o far votare una parte del popolo italiano. Il primo referendum ha messo. Sì, non si può far votare una parte, perché se vota su un tema così dovrebbe votare tutta l'Italia. Perché? Disse in 2 sentenze, ripeto, del 92 e del 2000, perché se noi facciamo votare per esempio il Veneto, come era stato nelle 2 volte precedenti richiesto ma rigettato sull'autonomia, si andrebbe a condizionare la libertà decisionale del Parlamento italiano, e quindi sarebbe un vulnus grave per la potestà legislativa che spetta in via esclusiva al Parlamento e quant'altro. Stavolta si trovò 2 leggi, una per l'autonomia e una per l'indipendenza. A quel punto disse: bocciamo quella per l'indipendenza perché è straordine, mi dissero così, quella sull'autonomia bocciamo 4 dei 5 quesiti, teniamo il 5º quesito, che in fondo è la rilettura testuale del 116 terzo comma, che parla della possibilità per le regioni di avere ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia. E quindi dice il dettato costituzionale, il perimetro costituzionale rispettato, fate quel che volete. Ma concludo, la questione politica che ha posto quel referendum, io ce l'ho qua, 22 ottobre 2017, siamo un primo piano con non è stata risolta ancora. Badate che quella è quella che sta turbando anche questo governo, dove ci si palleggia in tema di autonomia, ma nessuno ha il coraggio di dire che il 98,1 dei veneti votanti ha sbagliato. Questo è il punto. Vogliamo far vedere un attimo? Questo sì, è un regalo che mi ha fatto un maestro vetraio, è un leone in oro e appunto in vetro, dove c'è scritto sì, 22 ottobre 2017. Storico. Io me la porto perché non è risolto ancora. Professor Calzavillani, aggiunga qualcosa, poi passiamo la parola. No, volevo aggiungere una specie di recriminazione, se si vuole. Nel 1991 a 3 chilometri da qua, all'albergo come si chiama questo? Sheraton, c'è stato uno storico convegno organizzato io e io invitai, ero collaboratore abbastanza assiduo, il professor Reccheio, che è ordinario di diritto costituzionale all'Università di Barcellona e che è quello che ha inventato il federalismo ad assetto variabile. Cioè, a un certo punto anche la Spagna si trova in condizioni analoghe e mi ha fatto andare in auto, siamo andati 80 km da Barcellona a visitare una diciamo regionetta, il León, che è una piccolissima regione, e che vedi, dice, qua, guardi attorno, è possibile che il León abbia la stessa autonomia che ha la Catalogna con Barcellona capitale, che è una città splendida, eccetera. Quindi dice, ecco, bisogna adattare. Questo è un principio che abbiamo speso inutilmente, sia prima che dopo il mio, lasciatemi dire, al referendum, perché la causa l'ho vinta io e vabbè. Ecco, il discorso di dare a un comune, a una provincia, a un popolo una serie di poteri che non è in grado di esercitare, vuol dire farlo regredire perché non ha servizi adeguati. Quindi bisogna dare quel tanto di potere che la gente, l'assetto, è in grado di esercitare perché certo. Così si va avanti, se no si innesta la retromarcia. È fondamentale. A questo punto, perché non abbiamo pensato anche dopo la vittoria del referendum? Io l'ho invitato perché io, ma è quasi vecchio come me e quindi sa venire a Venezia mi è molto faticoso e traumatico, ma sarebbe stato estremamente interessante. Certo. Vi insegno io come dovete attuarla questa autonomia che vi è stata concessa, ecco, per piccoli passi e gradualmente. Adesso andiamo in pubblicità perché quella è indispensabile alla sopravvivenza. Dopodiché torniamo sul discorso se il concetto di unità d'Italia è ancora attuale nel modo con cui è stato fatto, non per il fatto che non dobbiamo essere un popolo unito, ma le modalità eventualmente di vedere un tipo di unità un po' diversa. Certo. Andiamo un attimo in pubblicità.